Tappa 8 del campionato indoor degli scanellatori seriali, triatleti ignoranti. Essendo tappa bonus, ovviamente deve essere una tappa ignorante. Quindi faremo praticamente una cronoscalata sulla salita dell'Epic Com su cui abbiamo corso la tappa 6, più un altro pezzo di salita subito dopo per arrivare su in cima alle antenne. Tutto questo con la bici da crono, quindi pesante, no scia e più difficile da portare in salita. Quindi si comincia con i 9,5 km dell'Epic Com su cui abbiamo corso appunto la tappa 6 e poi gli ultimi 3 km per fare l'ultimo pezzo di salita per arrivare diciamo fino alle antenne. Appunto c'è una cima su Zwift dove ci sono delle antenne. Mi scaldo 4 minuti e si parte. Io la gara non la faccio, non ho cambiato. Sarà da ridere oggi. Non farò la gara, quindi sarò comunque fuori. Non ho mai pedalato dal vero una bici da crono, ma considerato che su Zwift ho solo la bici da crono, quella base, senza upgrade se non per quanto riguarda le ruote, che ho un paio di ruote leggere e molto aerodinamiche, sarà da ridere. 5 secondi. Ma sono su Pandorina Kishi, appena lasciato dietro lo youtuber Matteo l'ha salutato. Matteo prova a rimanere, ve lo faccio vedere in questo momento, in scia o comunque tale di non perdere la ruota, ma Rachele Pandorina saluta la compagnia e va a prendere il gruppetto che c'è davanti. Grandissima gara di Rachele. Ok, iniziata la salita all'Epic Com. Allora, 14° chilometro, ancora 3 km all'arrivo, sono più o meno con Rachele Kishi, sì, passiamo il punto, sorpassiamo continuamente, andiamo così uguali, lei va veramente forte, devo farle complimenti. Io questo weekend non sono al mio meglio, ma non mollo. Comunque ancora 3 km e arrivo. I treni hanno già cominciato a tagliare il traguardo. Ultimo chilometro. Dovrei aver chiuso 46esimo in volata con Rachele Kishi e un altro di cui non ricordo il nome in questo momento, e nella volata 3 sono arrivato secondo, veramente non ne avevo più, finito. Manuel Callegari era il terzo del terzetto con cui ho fatto la volata, che è arrivato davanti a me. Bravo, bella gara. Un appunto per il me del futuro: se ci sono 2 gare il sabato e la domenica su Zwift, il sabato mattina non andare in mountain bike. Adesso finisco di fare un minimo di defaticamento e poi mi collego alla diretta per le interviste post gara. C'è Matteo Erbin, eccolo qua. Ciao Matte. Ciao. Matte. Ciao, Allora, Nico. Matteo, ti vediamo. Matteo Erbin è uno youtuber, grandissimo youtuber. Hai fatto una gara tua di concentrazione, l'hai portata a casa, hai superato chi doveva superare, ti sei fatto superare dalle donne, perché hai detto, giusto o no? Anche l'avatar comunque. Ha detto basta. Giustamente con la bici da triathlon di Zwift non potevo pretendere troppo. Mi sono fatto la mia gara, ero
finito cotto oggi, perché la scelta di uscire in mountain bike il sabato mattina, poi fare la gara lunga con voi sabato sera e la gara domenica sera non è stata proprio il massimo fra le idee che potevo prendere. Vabbè, ma ci sta, ci sta. Guarda, È andata, dai, va bene. È andata. eri in ottima compagnia, cioè, penso Sì. che infatti era anche ignorante sia la seconda tappa, ma farla dopo la scannellata di ieri che erano 40 chilometri e oggi 17 Cavolo. chilometri, tutti in salita con la bici a crona. Grandissimo Matte, io spero di vederti presto anche dalla prossima gara domenica, c'è semplicemente un link, clicca, vai dentro. Volentieri. La Ho già tua- cambiato il nome utente e ho aggiunto SST alla fine. Mi raccomando su Zwift Power devi farlo perché così Adesso lo faccio anche lì. è fondamentale, lo ripeto. Adesso grazie, ci vediamo la prossima domenica. Ciao Matte. Ciao a tutti. Ciao. Bene, fatto anche le interviste post gara, quindi Scannellare Tour prima edizione finito, guarderò più tardi la classifica sia di questa tappa per confermare il 46esimo posto o meno, e sia in settimana la classifica generale finale. Qui c'è la Roubaix nuova con cui ho corso le ultime tappe. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale con il tasto qua sotto, lasciare un like se vi è piaciuto il video o un commento se volete chiedere qualcosa o lasciare un'impressione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!